Eder. Mech. Pallister. Potrebbe celarsi proprio lì, sotto uno spesso strato di detriti e materiale incenerito, l'arma del delitto mai ritrovata. Un coltello, forse ancora nascosto tra i resti anneriti della Ford Fiesta di Alice Neri. La giovane madre di Ravarino brutalmente uccisa con numerose coltellate e ritrovata carbonizzata in un'auto parcheggiata nelle campagne di Concordia, nel novembre del 2022. Sarà su quel relitto bruciato che, a partire da questa mattina, si concentreranno gli accertamenti tecnici irripetibili disposti dalla Corte d'Assise. Il Tribunale ha accolto la richiesta avanzata dalla difesa dell'unico imputato, Mohamed Gaoul, cittadino tunisino attualmente sotto processo per l'omicidio. I giudici hanno autorizzato un sopralluogo dettagliato all'interno della carrozzeria di Carpi dove la vettura è custodita da tempo sotto sequestro. Obiettivo: individuare eventuali elementi di prova che, per ragioni ancora tutte da chiarire, non sono stati analizzati nelle precedenti fasi investigative. Secondo quanto dichiarato dall'avvocato Roberto Ghini, legale difensore di Gaoul, all'interno dell'abitacolo dell'auto sarebbe ancora presente una significativa quantità di detriti combusti, depositatisi sul fondo della vettura con uno spessore di diversi centimetri. Detriti che, fino ad ora, non sono stati sottoposti a un esame approfondito. Una lacuna investigativa che, sottolinea la difesa, impone ora una verifica meticolosa, nella speranza di trovare elementi utili a chiarire il quadro del delitto. In particolare, non può essere escluso che proprio tra quei residui anneriti si trovi ancora l'arma del delitto, un coltello mai recuperato, il cui ritrovamento potrebbe avere un peso determinante nell'economia processuale. Le operazioni, che avranno inizio a partire dalle ore 9 di oggi, si svolgeranno alla presenza dei carabinieri del RIS di Parma, nominati periti ufficiali del Tribunale, nonché dei vari consulenti tecnici delle parti in causa. Per la difesa dell'imputato saranno presenti la dottoressa Raffaella Surropago, esperta di balistica, l'ingegner spaziale e la professoressa Baldi. Per la parte civile, rappresentata dagli avvocati Zaccaria e Pellegrini, sono stati invece designati il criminalista Nicola Caprioli e la dottoressa Alessandra Silvestri. L'intervento dei tecnici sarà ad ampio spettro. L'obiettivo non è solo la ricerca di tracce ematiche residue, sebbene difficilissime da individuare dopo l'incendio che ha devastato l'automobile, ma anche l'individuazione di qualsiasi frammento o elemento anomalo che possa fornire nuovi indizi sulla dinamica dell'omicidio o sulle fasi successive, comprese quelle in cui il corpo della vittima è stato dato alle fiamme. Un dettaglio non trascurabile riguarda inoltre la movimentazione del veicolo nei mesi successivi al crimine. In un primo momento, infatti, l'auto era stata custodita in un'altra carrozzeria. Tuttavia, durante quel periodo si è verificato un episodio che ha sollevato non pochi dubbi e perplessità. Alcuni componenti della carrozzeria, in particolare i cerchioni, risultano essere stati sostituiti da ignoti, nonostante il mezzo fosse formalmente sotto sequestro giudiziario. Una grave violazione che ha portato alla denuncia del titolare della carrozzeria per omessa vigilanza. A conferma del fatto che la custodia del veicolo non è sempre stata gestita secondo le prescrizioni previste dalla legge. Ora, con le nuove operazioni peritali, si apre un capitolo importante nel processo per l'omicidio di Alice Neri. Le attività disposte potrebbero non solo portare alla luce elementi rimasti finora ignoti, ma anche rimettere in discussione alcune delle certezze acquisite finora in aula. La speranza, per chi cerca la verità, è che sotto quei centimetri di cenere e lamiera si nasconda finalmente una risposta. Vacanze pasquali lontano da casa e dai riflettori per Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovic, la donna triestina scomparsa a fine dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022. In un boschetto nei pressi dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, a Trieste. Un caso complesso, controverso, che da oltre 3 anni continua ad alimentare il dibattito pubblico e l'interesse dei media nazionali. Visintin, attualmente unico indagato per l'omicidio della moglie, avrebbe trascorso parte del weekend di Pasqua a Fano, nelle Marche. Una trasferta che appare sempre più come una necessaria evasione.
una fuga dalla costante pressione esercitata dai giornalisti, dalle troupe televisive e dagli appassionati del caso che quotidianamente affollano i dintorni della sua abitazione triestina. L'informazione, riportata da un quotidiano romano, si aggiunge a una serie di spostamenti che l'uomo ha effettuato nelle ultime settimane. Soltanto pochi giorni prima, infatti, era stato avvistato tra Rimini e Riccione, probabilmente di passaggio o per un breve soggiorno. Approfittando della bella stagione e della prossimità dei tanti ponti festivi. La settimana precedente, invece, Visintin era stato in Austria, in montagna, ospite, a suo dire, di amici. Era rientrato a casa la sera di mercoledì 16 aprile. Se durante questi brevi viaggi il 72enne soggiorni da conoscenti oppure scelga strutture alberghiere, non è dato saperlo. Certo è che i suoi movimenti sono tornati sotto la lente di ingrandimento, proprio mentre le indagini sul decesso di Liliana hanno subito una svolta decisiva. La prima ipotesi formulata dalla Procura di Trieste, quella del suicidio, è stata infatti smontata dalle nuove evidenze scientifiche emerse nel corso della consulenza affidata dal GIP Luigi. Dai noti alla professoressa Cristina Cattaneo, nota anatomopatologa forense. La perizia della Cattaneo ha stabilito che Liliana non si è tolta la vita, bensì è stata uccisa. Resta però ancora ignoto l'autore del delitto. Con questa nuova ipotesi, le indagini si sono riaperte sotto la direzione della nuova titolare del fascicolo, la PM Ilaria Iozzi. E al momento l'unico nome presente nel registro degli indagati è proprio quello di Sebastiano Visintin. In passato, l'attenzione investigativa si era estesa anche a Claudio Sterpin, il presunto amante di Liliana, che aveva descritto il rapporto con la donna come intenso ma platonico. Tuttavia, ora è Visintin a ritrovarsi nuovamente al centro di quello che definisce lui stesso un assedio mediatico. Ho gli assalti delle TV davanti casa giorno e notte, avrebbe confidato Visintin, lamentando l'impossibilità di condurre una vita normale. Ed è proprio questo accerchiamento costante che potrebbe averlo spinto a cercare luoghi più tranquilli e lontani da Trieste, rifugiandosi prima tra le montagne austriache, poi sulla costa adriatica. Da Rimini a Riccione, fino a Fano. Nonostante tutto, il marito di Liliana ribadisce la sua posizione. Resto comunque sempre a disposizione della magistratura, ha dichiarato, cercando di mantenere una postura collaborativa nei confronti dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, la scelta di allontanarsi dalla città nei momenti di maggior pressione mediatica non può che essere letta anche come un sintomo della tensione crescente intorno alla sua figura. Al momento, non risultano altri aggiornamenti ufficiali dalle autorità in merito a nuove convocazioni, interrogatori o sviluppi concreti nell'inchiesta. Tuttavia, la tensione resta altissima, anche perché ogni mossa di Visintin, ogni sua assenza, ogni suo spostamento, viene ormai scandagliato e interpretato alla luce del mistero che ancora avvolge la morte di Liliana Resinovic, scomparsa di Daniela Ruggi, indagato il fratello per maltrattamenti in famiglia. Una nuova svolta nelle indagini dopo mesi di mistero. È una svolta significativa e carica di tensione quella che investe il caso di Daniela Ruggi, la 31enne di Vitriola di Montefiorino, sull'Appennino modenese, scomparsa nel nulla lo scorso settembre. A distanza di diversi mesi dalla sua sparizione, la Procura di Modena ha deciso di iscrivere nel registro degli indagati per maltrattamenti in famiglia Alberto Ruggi, fratello della giovane. Una decisione maturata in seguito a nuove acquisizioni investigative e dichiarazioni rilasciate dalla madre e dalla sorella Roberta, che hanno condotto i carabinieri a disporre una perquisizione domiciliare nell'abitazione dell'uomo. È da quel momento che l'inchiesta ha preso una direzione più netta. Il fascicolo è stato aperto ufficialmente nelle scorse ore, ma gli inquirenti stavano già lavorando sotto traccia da tempo. Nei giorni precedenti, infatti, erano già stati sequestrati i dispositivi elettronici in uso ad Alberto Ruggi, computer, telefoni cellulari, supporti di memoria, nel tentativo di rintracciare eventuali elementi utili, non soltanto alla ricostruzione dei suoi rapporti familiari, ma anche per verificare possibili connessioni, dirette o indirette, con la scomparsa della sorella.
A seguito dell'indagine a suo carico, Alberto ha rilasciato una dichiarazione pubblica riportata dai principali quotidiani locali. Non ho mai tenuto comportamenti violenti o aggressivi né verso mia madre né verso le mie sorelle, Daniela e Roberta, e loro lo sanno perfettamente. Da quando è morto nostro padre, sono sempre stato io a occuparmi della famiglia e di tutte le questioni che ci riguardano. Ho sempre avuto a cuore il loro benessere, ho cercato solo di proteggerle, consapevole della loro fragilità, ha affermato con fermezza. A intervenire anche la sua legale, l'avvocata Deborah De Cicco, che ha precisato: qualunque attività investigativa in corso nei confronti del mio assistito non è, al momento, direttamente collegata ai fatti relativi alla scomparsa della sorella Daniela. Una precisazione che, tuttavia, non è bastata a spegnere l'interesse attorno a questa nuova pista. La coincidenza temporale tra l'indagine per maltrattamenti e la misteriosa sparizione della giovane fa inevitabilmente sorgere interrogativi e sospetti. Pur in assenza, per ora, di un collegamento ufficiale tra i due ambiti investigativi, Daniela Ruggi è scomparsa lo scorso settembre, senza lasciare tracce. Nessun avvistamento, nessun messaggio d'addio, nessuna chiamata. Solo un'assenza improvvisa e inspiegabile che da mesi tiene col fiato sospeso la comunità di Montefiorino, e non solo. Le ricerche, finora, non hanno dato alcun esito. I reparti specializzati dei carabinieri, incluso il RIS, stanno ancora conducendo accertamenti sui luoghi frequentati dalla donna e su alcuni reperti alla ricerca di materiale genetico o indizi che possano ricondurre alla verità, ma ad oggi, tutto resta immerso nel silenzio. Le testimonianze della madre e della sorella Roberta, ritenute evidentemente rilevanti dai magistrati, hanno fatto emergere uno scenario familiare che potrebbe essere stato, secondo l'accusa, segnato da tensioni, incomprensioni e forse, episodi non ancora del tutto chiariti. Non è noto il contenuto esatto delle loro dichiarazioni, ma è stato sufficiente per aprire un fascicolo a carico di Alberto Ruggi, che ora dovrà rispondere di accuse gravi e delicate. Mentre resta l'angoscia per una giovane donna che sembra essersi dissolta nel nulla, la comunità locale, scossa e partecipe, attende ora risposte. Le autorità continuano a battere ogni pista, a setacciare luoghi e testimonianze, a scavare nella vita privata e familiare della donna scomparsa, ma la domanda che da mesi non trova risposta è sempre la stessa: che fine ha fatto Daniela Ruggi? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.